diciamo la verità. Io scandalizzavo quando mi muovevo, oggi me lo dici tu, chi si scandalizza più? Tutte marionette, col cuore distrarci senza amore e pietà. E allora guardati, guardati, guardati allo specchio, levati, levati, levati la maschera, ecco saprai chi veramente sei tu, così potrai divertirti di più. Venite sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat. E se ci proverete, la vita così avrà un valore per voi. Passano, passano le mode, i tempi cambiano, cambiano, canzoni e ritmi nascono, nascono, cantanti nuovi, come farò a stare a galla non so. Passano, passano le mode, i tempi cambiano, cambiano, canzoni e ritmi nascono, nascono, cantanti nuovi, come farò a stare a galla non so. E allora guardati, guardati, guardati allo specchio, levati, levati, levati la maschera, ecco saprai chi veramente sei tu, così potrai divertirti di più. Venite sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat. E se ci crederete, la vita così avrà un valore per voi. Passano, passano le mode, i tempi cambiano, cambiano, canzoni e ritmi nascono, nascono, cantanti nuovi, come farò a stare a galla non so. Buonasera, come farò a stare a galla non so, ma io sono a galla grazie a voi, grazie alla vostra presenza dalle 20 alle 21 sul 13. Buon lavoro al nostro Fabrizio, posso dirlo dai, ormai se lo aspettano i miei amici a casa. Fabrizio! Che inizio! 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti. Usatelo! Costa niente, a noi fa piacere. Tra un po' qui con me Alessia Chelucci, sarà una puntata interessante. Abbiamo creato dei brani belli, abbiamo fatto una bella scaletta io e Alessia, ma prima di fare entrare Alessia voglio dirvi che tra un po' giocheremo. Ci sarà di nuovo in premio lo zaino con gli indizi vecchi, vi aiuterò di più. Alessia Chelucci, non guardare dentro lo zaino, perché anche se sto guardando la telecamera ti vedo. Ma a proposito del 348 80 40 254 sono arrivate molte richieste, tra le quali questo brano bellissimo, lui e Vecchioni, è il bandolero. Ancora! Forse il vento che non la carezza più, sarà il suo cappello che da un po' non gli sta su, sarà quella ruga di ridente nostalgia, o la confusione tra la vita e la poesia. Non assalta il treni perché non ne passa mai,
rapina banche perché i soldi sono i suoi, vive di tramonti e di calcolati oblì e di commoventi ripetuti lunghi atti, struggenti atti. Tutti! Bandolero stanco col cuore infranto stanotte va su un cavallo bianco col suo tormento lontano va. Dove il silenzio, dove il silenzio, dove? Dove il silenzio, dove il silenzio, dove il silenzio, dove? Ha una collezione insuperabile di taglie, molte volte vuote già da tempo le bottiglie, dorme su un cavallo che non lo sopporta più e si è fatto un mazzo per la bamba su e giù. Ogni notte passa e getta un fiore a qualche porta, rosso come il sangue del suo cuore di una volta, poi galoppa via fino all'inganno dell'aurora, dove qualche gaucho giura di sentirlo ancora cantare ancora. Tutti! Bandolero stanco stanotte ho pianto pensando a te. C'è un po' della mia vita sulla tua vita che se ne va. Dove il silenzio, dove il silenzio, dove? Dove il silenzio, dove il silenzio, dove il silenzio, dove? 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 Dove? Insomma, versione un po' particolare, ma bella, 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 bella. Grazie per aver richiesto questo brano. E adesso, signore e signori, vi presento lui. Prima lui e poi lei. Lo zainetto ufficiale di Rete 7, quello ambitissimo ultimamente tutto Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Lombardia, Italia, mondo, pianeta, galassia. Come fare per averlo? Ma è semplice, ma è semplicissimo. Ecco gli indizi che il nostro Fabrizio ha fatto apparire così per magia. Vinci lo zaino di Rete 7, quello ufficiale, non quelli lì, perché poi in giro ce ne che sembrano, ma non sono. Gli indizi di questa sera sono gli stessi dell'altra settimana. Canzone Troppo Calcio, ciao Lucignolo. Se avete un'idea telefonate al 378 4080 506. Perché questi indizi? Perché raccontano un po' di cosa c'è nascosto qua dentro. Qua dentro c'è un oggetto che insomma viene un po' descritto, ci sono delle similitudini con queste parole. Ma questa sera, ok Fabri, togli gli indizi di qua. Ma questa sera voglio raccontarvi un po' di più. Perché abbiamo tolto la parola Pinocchio per mettere Lucignolo. Attenzione, non è poi mica, è un altro grande aiuto. Ma vi voglio dire di più. Come vi ho già detto, il ciao non è un saluto, ok? Il ciao, in realtà, cos'è il ciao? Io quando ero piccolino ce l'avevo, a 18 anni, anzi a 16 anni non vedevo l'ora di guidare il ciao per le vie di Luserna Alta. Però succedeva una cosa brutta quando pioveva. Quando pioveva si bagnava una cosa. Se si bagnava quella cosa lì non partiva più. E quindi, amici a casa, ve l'ho praticamente detto, ok? Questa sera voglio
anzi esigo da voi una telefonata vincente nel secondo tempo, ok? La regia mi ha scritto che ho aiutato troppo. Vabbè, regia, vabbè. Andiamo ancora a vedere gli indizi, dai, una volta, ancora una volta, vai Fabri, vai. Vediamo un po', vediamo, canzone, troppo, e insomma, se uno è di troppo, è di troppo. Calcio, ciao Lucignolo, che ha preso il posto dell'indizio Pinocchio. Va bene? Stop. Basta con gli aiuti, basta con gli indizi. Nel secondo tempo ne riparleremo perché voglio dare la voce ad Alessia Chelucci. Ciao Anita, buonasera. Buonasera, ho appena ricevuto una telefonata dalla galassia che vogliono lo zainetto. Sì, allora, innanzitutto non si spia dentro lo zainetto durante il Peiretti che canta, t'ho visto, tanto c'è il lucchetto. Se stai cantando, ma non si spia, tu non devi assolutamente sapere cosa c'è lì dentro, non si può, c'è il regolamento. È l'unico modo per scoprirlo. Allora, innanzitutto non lo indovino mai. Grazie perché questa sera canterai un loro brano, La Tartaruga. Grazie. Oh sì, figurati. A prescindere, grazie. Prego. Ma il prossimo, anzi il primo brano che canti questa sera, posso considerarlo un capolavoro nascosto. Beh. Me l'hai fatto sentire 3 giorni fa in macchina e mi hai detto: guarda, questo brano mi piacerebbe farlo. Io l'ho ascoltato 2 o 3 volte. Tempo, Luserna, Pinerolo, Luserna, forse anche 4. Abbiamo ascoltato solo quel brano e gli ho detto: questo è davvero uno di quei capolavori nascosti del nostro panorama musicale italiano. Un brano di Ornella Vanoni che racconta la storia di un amore terminato, finito, e che questa donna non riesce a liberarsene e quindi continua a pensare a questo amore, ma per cercare di allontanare pensieri e lacrime cerca di impegnare la giornata in ogni modo, con amici, facendo cose. E il titolo è Perduto. Posso scordarti seguendo la rotta di un passero muto. Io posso allearmi a gente diversa che tu non conosci. Mi posso riempire di amori sfiniti che non ho voluto. Sola di notte sentirmi morire e non chiederti aiuto. Io posso scordarti facendo ogni giorno una torta diversa. Io posso scordarti passando le ore a contarmi le dita. Posso stancare e arrivare alla notte più morta che viva. E poi nel mio letto confondere i sogni nel rosso del vino. Ce la farò a non soffrire più, a non parlare più da sola. Ce la farò a non pensare a te, a non volerti più perduto. Seguendo la rotta di un passero muto, io posso allearmi a gente diversa che tu non conosci. Mi posso riempire di amori sfiniti che non ho
ce la farò a non soffrire, a non parlare più da sola. Ce la farò a non pensare a te, a non volerti più. Grazie a nome mio e a nome di tutti i miei telespettatori, perché hai creato in questa stanza, in tutte le loro case, un'atmosfera magica. Poi questa fisarmonica che viaggiavano mi ricordava un po' anche la Francia, gli Champs-Élysées, Sì, la sì. Tour Eiffel. Ma ci sono alcuni brani davvero che vanno a toccare delle corde per qualche strano mistero. Come il prossimo. Come il prossimo. Che prossimo. è una loro idea alquanto folle, ma a me le cose folli piacciono tanto, perché arriva un brano di Bruno Lauzi, Sì, dal esatto. titolo La tartaruga. Sei pronta? Vediamo chi se lo ricorda, a Ma- parte chi l'ha richiesto. Certo. La bella tartaruga che cosa mangerà? Chi lo sa? Chi lo sa? 2 foglie di lattuga, poi si riposerà. Ah, 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 ah. La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù, come un siluro filava via, che ti sembrava un treno sulla ferrovia. Ma venne un incidente, un muro la fermò, si ruppe qualche dente e allora rallentò. La tartaruga d'allora in poi lascia che a correre pensiamo solo noi, perché quel giorno, poco più in là, andando piano lei trovò la felicità. Un bosco di carote, un mare di gelato, e lei correndo troppo non aveva mai guardato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa. La bella tartaruga nel mare va perché? Ma perché? Fa il bagno e poi si asciuga dai tempi di Noè. La tartaruga, lenta com'è, afferra al volo la fortuna quando c'è dietro a una foglia lungo la via. Lei ha trovato la perla, la felicità, un prato di insalata, un lago di frittata, spaghetti alla chitarra per passare la serata, un bosco di carote, un mare di gelato, che lei correndo troppo non aveva mai notato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa. Grazie, simpatica, grazie. No, è bellissima, caruccia. bellissima. Pubblicità, torniamo subitissimo, 3 minuti, anche meno. Dille che ormai io vedo solo lei, che morirei se non sapessi che fra poco tempo ritornerò e per noi ci sarà anche il tempo della felicità. Dille che lei deve aspettare me che tornerò. Se lei mi aspetterà, tu che lo sai, tu devi dirle che quando vedo un'altra donna penso soltanto a lei. Yeah, 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 yeah.
fiderà di quel che le dirai, se tu vedrai che c'è qualcuno che ora ha preso il mio posto dentro il cuore di lei. Ora ti prego, quando ritornerai non dire niente, lo capirò, lo sai, non dire niente, non dirmi niente mai. In un bar ci saranno 2 bicchieri per noi. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Little Tony. Oppa! Senti che sax! Saltate a casa tutti! Ciao Gianni! Ora ti prego, quando ritornerai non dire niente, io capirò, lo sai, non dire niente, non dire niente mai. In un bar ci saranno 2 bicchieri per noi. Insieme! Wow! Grazie, che grinta questa sera a casa veramente, Peiretti, quando vedrai la mia ragazza. Qua andiamo veramente indietro con gli anni sì. e poi gli diamo una rispolverata con un arrangiamento leggermente diverso da come è nata, la rendiamo un po' più attuale. Regia, gentilmente mi fai rivedere gli indizi così io apro ufficialmente le telefonate. Canzone, troppo, calcio, ciao! Lucignolo, tenga. Io scommetto che la prima telefonata di questa sera potrebbe portarsi a casa lo zaino. Andiamo subito a rispondere al telefono. Pronto, chi sei e da dove chiami? Ciao, sono Gigi da Cavagnolo. Ciao! Ciao Gigi, buonasera e benvenuto a Luserna San Giovanni. Ciao Gigi. Allora, io ti ripeto gli indizi, Canzone, troppo calcio, ciao Lucignolo. E cosa ho detto durante il primo tempo? Io avevo il ciao, il motorino. Quando pioveva ciao. si bagnava una cosa. Che se si La bagnava... candela. Cosa hai detto? La candela. Quindi secondo te qua dentro cosa c'è? Una candela. Perché? Dai, vediamo Perché allora, il ciao abbiamo detto che si bagnava la candela perché Sì. ce l'avevo anch'io, non partiva più. Poi abbiamo il calcio. Mi sembra che Candela era un giocatore della Roma, se non mi sbaglio. Candela, oppure Candela è anche un tiro, quando si dice viva il parroco, che tiri Un il tiro a pallone candela, altissimo. giusto. Esatto. Poi? Poi c'è troppo e quando c'è quello là che regge il moccolo della candela. C'è sempre uno di troppo in una coppia, poi se arriva l'amico fa candela, bravo, e poi con gli altri Poi però? nella canzone quando ci sono quell'effetto candela che tutti quanti mettono il telefonino. No, non ci siamo, però ti posso semplicemente soltanto dire io soy c'è una candela, canzone. tattina, tamaran, tattina, Allora c'è una canzone, c'è una vedi, me la canzone. ricordavo qualcosa, esatto. E Lucignolo mi sembra che dovrebbe essere come per il fatto della fata turchina, non lo so, Guarda, non è la fata turchina, ma questo pezzo della candela, questo pezzo qui in alto, si chiama Lucignolo. E tu questa sera hai vinto Sì. lo zaino di Rete 7! Sono contento. Complimenti. Vuoi innanzitutto mandami gentilmente un messaggio al 34880 40 254 con i tuoi dati, il tuo numero di telefono, in modo che io possa chiamarti a fine della puntata. Io lo sapevo che l'ho aiutati troppo. Sì, L'ho aiutati sì. troppo. Però vuoi fare dei saluti?
Sì, voglio salutare tutti quelli che mi conoscono, a tutti i miei colleghi di lavoro, Mm, saluto anche voi carissimamente grazie. e il programma ti faccio sempre i complimenti Grazie. perché ti seguiamo sempre, ottime le canzoni, continua così e non mollare mai. Non mollare mai, come dice Gigi D'Alessio. Grazie di cuore, Bravo. amico mio. Grazie Ciao. a te. Ti Ciao, mando il ciao, messaggio. ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao. Hai visto che hanno lo sapevo, beh, abbiamo aiutati tanto. Quando uno di troppo fa Sì. candela, adesso cosa ne facciamo di questo? Questa va? Se vuoi la prendo io per Natale. La prendi tu La per metto Natale, su no, è in dalla mia punta live. mamma, Ah, gliel'ho l'hai rubata tolta, gliel'ho mamma? tolta il candelabro di mamma. Mara, ma vedi L'altro un giorno po'. mi fa, ma ne avevo 3, ce ne sono più 2. Faccio, Sai come vabbè, va? sai, c'è gente brutta in giro che gira, fa attenzione, chiudi bene casa perché poi entrano e ti rubano la candela. Poserei. Puoi posare lo zaino e adesso andiamo a cantare un brano molto, molto particolare del repertorio di una delle voci più belle italiane e non solo, perché arriva un brano di Elisa dal titolo Dillo solo al buio, e credo che certe cose dette alla luce del sole hanno un valore, Sì. dette al buio cambiano completamente. Elisa. Tu sulla torre non salvi te stessa, ed è per questo che sei così. così bella. Non la fai facile, mai ci credi. Resti vera come sei, non calcoli mai. Lo so che tu sei uguale a me. Non chiami quando sei fragile. Se vuoi non dirmelo mai, ma sai che come sempre ci siamo noi. Ed i tuoi guai come sempre sono i miei. Qui, qui, qui. Poi finiamo sempre qui, qui, qui. Sempre noi con gli occhi lucidi. Perché ci cantiamo please, please, please. No, non sei l'unica. Piange solo in macchina. Fiore del deserto, non dirlo a nessuno.
Ma che ti dico? Ma perché devo dirti brava? Ti dico brava, bravissima. Pensavo mi avessi detto brava. Brava, Ah, brava, no. brava, brava. Senti, Pensavo adesso, male. prima della pubblicità, ti Sì? porto in un Sanremo di tanto tempo fa, nel 1998. Ok. Ai tempi non c'era una classifica come oggi. Ai tempi, cioè, nelle prime serate, passavi di diritto alle serate finali, oppure il tuo brano veniva, non dico squalificato, non veniva preso in considerazione, quindi Ok. eliminato. Ok, il termine giusto è eliminato. questo. E voglio salutare una persona, si Mm. chiama Liliana Tamperi. Ha fatto un brano Ciao, che a me Liliana. lega tanto. Ma perché mi lega tanto? Semplicemente perché mi ricorda un graffio della mia vita. Nella vita ognuno di noi ha dei graffi più o meno profondi, e questo io avevo nel 98, quanti anni ho fatto? 16 anni. 16 anni ero un bambino, Sì. e quindi iniziavo ad avere le prime cotte e di conseguenza anche i primi no. Eh beh, E questa canzone io l'ascoltai tantissimo quell'anno perché mi tirava un po' su. Pensavo al mio graffio, al no che mi aveva dato questa ragazzina fantastica, e cantavo questo brano. E adesso voglio farvelo ascoltare. E pensate anche un po' ai vostri, no? Di graffi della vita, se ne avete avuti tanti piccoli, spero pochi grandi, ma ognuno di noi qualche hai voglia. graffio nel corpo, nell'anima, ce l'ha, un graffio in più. Non mi brucia, non mi duole, è soltanto un graffio in più. Hanno unghie le parole, questo non capisci tu. Sorellina mia di calze ed illusioni in vita mia, tu lo sai quante ne ho perse, e ora che mi mandi via è solo un graffio, sai,
pubblicità, poi tutti i vostri messaggi. Eccoci qua. Ecco, pronta? Io Juanita, prontissima. Io Qua, invece per stavo leggerli. chattando con la regia che mi stava scrivendo che tanti messaggi questa sera. Grazie e ancora grazie. Proviamo a leggerli tutti. Vai regia di corsissima. Dai. Ce la Inizia tu. facciamo. Il primo, vediamo il primo. Il primo è: ciao Enrico, un saluto da Carmagnola e come promesso sabato, eccomi ancora, complimenti per la serata di sabato alla Locanda Cavassa, ciao dal tuo omonimo. Ciao Enrico! Ciao. Grazie! Buon divertimento, che belli, che bello che sei, grazie! Che bella foto, Sei bello spettacolo! sorridente. Buon inizio settimana, un abbraccio. Silvia da Motta Alciata. Ciao cara Silvia. E Silvia c'è! E Silvia c'è sempre. Per fortuna che Silvia c'è. Ciao Peiretti, un saluto da Caterina Enrico di Rivarossa. Ieri eravamo a Malciussia, nelle valli di Lanzo. Wow. Ma si pesca in quel lago lì? Si pesca? Si pesca. Sì, Poi- credo. bello. Grazie Caterina. Perché non esitassimo nella preoccupazione di sapersi impegnare? Il canto è solo il modo, è solo il mezzo, il sol cammino per unirci l'un nell'altro. Saluti, Carlo Rotellini, Corio. Grazie Carlo. Grazie. Io conosco anche un'altra maniera per unirsi, ma non posso raccontarla. Taceva, i Ciao. Magnifici Tre, per un saluto ad Anna, Romina, Aldo. Salutiamo tutti. Tutti. Ragazzi belli. Buon onomastico, Gugu da Maurizio con il cuore. Che sante è oggi? Non è San Gugu, credo, non so se esista San Gugu. No. Mi fate sapere che santo è oggi? Buon inizio settimana con la bella musica che ci canti ogni giorno. Sono felice perché è finita la guerra. Tanti saluti da Massimo da Venaria. Ce lo auguriamo davvero tutti. Purtroppo le guerre al mondo sono tante. Questa era quella più, dire importante, no, quella più grande, e meno male. Però adesso andiamo a lavorare anche nelle altre, Sì. ok? Buonasera a tutta casa Peiretti, bentornato. Anche questa settimana a tenerci compagnia e in allegria dal tuo miglior amico Andrea di Borgomaneo. Voglio una foto, Ma vuoi una foto perché? perché voglio vedere chi è il tuo miglior amico. Ma non lo conosco neanche io, non l'ho mai visto neanche io. Appunto. Finalmente il nuovo lunedì e posso stare di nuovo in compagnia a vedere un programma eccezionale. Mi chiedo quando potrò vederti dal vivo. Un bacio da Fulvia di Pollastra Levata. Ok, non lo so, quest'estate spero di avere tante date e quindi forse una vicino a Pollastra Levata, Chissà. quindi speriamo. Il lunedì e la settimana iniziano alla grande con la compagnia di Enrico Casapeiretti. Un abbraccio da Folsine Germano. Allora, oggi 13 ottobre si celebra Sant'Eustorgio, vescovo di Milano, e i santi Massimiliano, Speranzio e gli altri martiri di Roma. Vabbè, dai. Buona settimana, l'hai già detto tu questo? No. Allora leggilo. Buona settimana Enrico, buona settimana Alessia. Finalmente dopo il weekend Casa Peiretti è ricominciata, accarezzandoci le orecchie con tante belle canzoni italiane. Un altro bacio da Intra Marco. Grazie dei baci. Ciao grazie. Marco, ciao Intra. Grazie. Ciao Alessia, ciao Enrico da Elena. Ciao Elena. cara grazie. Elena, ciao. Un saluto alla bravissima Alessia. Massimo da Venaria. Grazie care Massimo, un abbraccio grande. Ciao Enrico, ciao Alessia, mi sono preso il primo giro di influenza. No. Un abbraccio ad Amedeo. Amedeo, non te fa scappare nessuna, mi raccomando. Tutte tu le Se ce n'è fai. una lì che gira, che agava. Dai, forza. Ciao Enrico, siamo Marco e Roberta. Ti avevamo fatto una richiesta con la canzone di Modugno, il maestro di violino, da cantare con Martina. Comunque potresti proporti per Sanremo. Io a Sanremo ci sono andato tante volte a pescare, è Sì. sempre andato abbastanza bene. Non ho mai preso un pesce, però vabbè, dai, Sanremo no. Il brano arriva domani, come ho detto prima, senza Martina, nel senso Martina ci sarà, ma inizierò con questo brano in singola. Grazie Enrico che con la tua musica ci fai iniziare alla grande la settimana. Molto bene. Rivedere Alessia sempre brava e bella. Grazie a tutti voi. Osvaldo da Venaria Reale. Grazie Osvaldo. un Ciao abbraccio. Osvaldo. Grazie mille. Ciao. Bella Venaria Reale. Sì. Grazie per la compagnia e la musica di qualità che ci regali dal lunedì al venerdì all'ora di cena. È la sana alternativa alle spesso brutte notizie che i telegiornali purtroppo ci propongono. Vero. Adriano da Macello. Ciao Adriano. Ciao. Grazie. Beh, ti si fanno
il loro lavoro a volte esagerano un po'. Ciao Enrico, un bel inizio di serata di allegria con Celentano. Sto aspettando la mia richiesta di Santa Rosa, souvenir. Saluto anche Alessia con tanta simpatia, Grazie. sempre bravissima e bellissima. Ciao ciao, Renata da Piscina. Credo Renata. che uno di Casa Peretti la stesse Sbagliato, provando, no? ma non mi ricordo chi, devo fare un giro di telefonate. Ciao a tutti voi, Manu e Ale da Gressan, bravissimi. Grazie. Ciao Manu, ciao Ale, grazie. Buonasera Enrico. È sempre un piacere iniziare una nuova settimana in tua compagnia e rivedere la splendida Alessia con le sue canzoni che scaldano l'anima. Grazie della bella compagnia che ci regalate, lo dice Edo. Grazie a voi. Edo, grazie mille. Grazie a voi di scegliere quest'ora della vostra vita. Ciao ragazzi, ma Alessia viene a piedi da Torre Felice che arriva sempre a puntata iniziata? No, ultimamente tutti gli ospiti arrivano dopo. Bravi come sempre, simpaticissima la tartaruga. Mi salutate la cugina ligure Vanna che è venuta in Piemonte dalla mamma Brunetta che naturalmente guarda Casa Peretti. Un abbraccio Monia e Lino. Ciao Monia, ciao Lino, Ciao, grazie. ragazzi, Salutiamo, grazie mille. salutiamo la cugina Vanna. Ciao Vanna, E anche ciao. Brunetta. Ciao ragazzi, ma Alessia, ciao Alessia, come state? Spero bene, buon inizio settimana, grazie come sempre per la vostra compagnia e musica che ci fate. Viva Casa Peretti, Roby75, hashtag metti sul 13 sempre. Sempre, grazie, Oh, Roby, là, ciao. là. Mhm. Buona Buona settimana, sono felice perché mi è nata una nipotina. Ma che bello! Una pronipote. Pronipote, che fra nipoti e pronipoti sono già, mamma mia, 13. Elegantissimi tutti e due. Grazie Lilli. Ma Beh, che auguri. bello, auguri Lilli! E come si chiama la benvenuta? Faccio sapere domani. Un saluto a Luca Diceva, il re della castagna arrostita. Mannaggia, non ne spedite qualcuna da Fabio Romina di Alba. Noi siamo qua che aspettiamo le castagne, anche se mi prendono un po' il bruciore, ma le castagne buone, mi piacciono. Ma Alessia la sentiva proprio la canzone Perduto. Qualche cattivello l'ha fatta soffrire, povera cucciola. La canzone Tartaruga ha un mucchio di messaggi, non è da bimbi. Ok Livio, grazie Livio, grazie Livio, grazie. Ciao Livio, un abbraccio. Non sei Grande. entrato all'interno del significato però. Wow, ciao amici cari, grazie per la serata. Mi avete anche fatto venire in mente Cicciottella della Goggi. Oh, non la sappiamo No, ma la quella no, impariamo. ma la studiamo. Cicciotella della Goggi. Un abbraccio da Grazia dei Total Black. Uè, ciao Grazia, ciao, tesoro bentornati bello. Total Ciao. Black, che bello rivedere un vostro messaggio. Ciao Alessia, ciao Enrico, bella la canzone Tartaruga, sana nostalgia. Cecilia Vanessa Diana da Monte Dapo. Allora la ricordano, vedi questa tartaruga. Vai a cercare altri brani Vado a- nella tua mente, nei cassettini, Va così bene. particolari. Cioè, sei andata a Ma chiedo cantarmi anche Bruno aiuto a loro. Lauzi oggi. Chiedo anche aiuto a loro perché era un'idea loro. Sei grande Enrico, bella serata sabato a Carmagnola. Da Enrica e Da Oscar. Enrica e Oscar ho Oscar. fatto una bella serata, divertentissima, Bravo. ci siamo emozionati, ci siamo divertiti e ancora un abbraccio a tutti i ragazzi della locanda Casa Cavassa e in pubblicità andateli a trovare a Carmagnola, andate Sì. a prendere un caffè, un aperitivo, merita, sono ragazzi con il cuore d'oro. Buona fortuna per Gaza ai poveri bambini e bambine morti e mutilati. Daniele da Torino. Un abbraccio. non Io c'è sono stato uno niente dei da dire. primi a parlare di questo. Sì. Buonasera Casa Peretti, ma che puntata straordinaria. Bellissimo il video del mercato di Luserna San Giovanni, voi sempre Wow. bravissimi, canzoni molto belle. Volevo fare un saluto ai miei amici Claudio e Franca di Nicchilino che da stasera saranno vostri spettatori. Luciano, grazie, allora salutiamo Claudio e Franca. E li ringraziamo, così E- la famiglia cresce. Grazie Luciano, Grazie, viva ciao. Brandizzo, buona serata Enrico Alessia, mi manchi tantissimo dal tuo amico Johnny. Ma io o lei ti manca? Perché mi manchi. Io credo di... non lo so. Perché Johnny, c'è- riscrivici, ti manco io, ti manca Enrico. Poi c'è Casa Peretti, tanto non mi leggi, ma per fortuna c'è la tua ospite che è brava, anche bella, meno male, ma perché scrivi Toilic e ma perché non riusciamo a bloccare Ciao. E questo qua scrive dicendo che non lo leggo e poi lo leggo e forse era meglio se non lo leggevo. Vabbè, l'abbiamo letto. Ciao dai. Alessia, ciao Enrico da Milena, grazie. Ciao. Ma perché? Come? Sei polemico. Ma noi leggiamo a tutti, scrive Tutti, sempre tutti. tutte le settimane non mi leggi. E Sì che ti nemmeno lo leggo. leggi. Se scrivi in una maniera ti leggo. Andiamo. C'ero avanti. arrivato anch'io a Candela, complimenti al vincitore Andrea da Borgo Masino, salutissimi, ciao Ciao. Andrea, grazie, Ciao. salutiamo tutta Borgo Masino all'ascolto, ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, buon inizio settimana, buona serata ad Antonio Prinicelli di Valta, grazie Antonio. Ciao Antonio.
Andiamo veloci, manca un minuto. Vai, Andiamo, veloce, andiamo, veloce, andiamo, vai. andiamo. Vai regia, corri. Grazie per la bella serata di sabato sera, Carvagnola. Sei un grande, complimenti da Alessia Stupeni. Un abbraccio da Massimo, Eleonora, Chiara e Serena. Grazie ragazzi. Grazie, ciao. E poi vado avanti io di Sì, corsa. sì. Accelera. Eccoci, belli. Guarda, faccio una foto a Carmagnola, grazie. Che belli che siete. E poi. Grazie per la foto. Ciao Enrico, conoscerti di persona è stata un'esperienza unica ed emozionante. Grazie a te, al magnifico staff della locanda Casacavassa, per la bellissima serata che ci avete fatto trascorrere. Camelia, Alina, Massimo da Buttigliera, Dasti, grazie. Si sono fatti anche dei chilometri per venire a sentire Enrico Peretti. Grazie per avermi fatto conoscere la canzone Un graffio in più, mai sentita ma proprio carina. Bella interpretazione. Ciao da Tania da Montalto Dora. Ciao Tania, grazie. Ciao. Voilà, Eccoci, ce l'abbiamo 20:56, fatta. il tempo è finito. Dobbiamo chiudere. Grazie a Alessia Chelucci. Grazie a te. Grazie a Fabrizio in regia. Grazie Aspetta, velocissimi, dobbiamo salutare Gina Gina di Luserna, di Luserna e Bruno di Bibbiana. Bravissimi, ciao ragazzi, Ciao ci siamo Gina. ricordati. Ciao Bruno. Ciao a tutti, a domani. presto. Grazie. Ciao.